notizie sulla presenza di contagi Covid nell'Agrigentino, tra cui 28 casi a bordo della nave Moby Zaza, ancorata in Errada a Porto Empedocle, danneggiano l'attrazione turistica del territorio. Ascoltiamo in proposito il presidente dell'ABBA, l'Associazione Bed and Breakfast di Agrigento, Carmelo Cantone. Ad Agrigento gli imprenditori turistici, titolari di strutture ricettive, riscontrano ancora purtroppo delle difficoltà logistiche soprattutto. Carmelo Cantone, il presidente dell'ABBA, l'Associazione Bed and Breakfast di Agrigento. Desidero esprimere questa mattina tutta la mia preoccupazione, perché in un momento in cui cominciavamo ad avvertire, non a recepire, ma proprio ad avvertire segni di ripresa con qualche timida prenotazione ad agosto, già da ieri mattina riceviamo le disdette, le cancellazioni, in seguito alle notizie diffuse da tutti i TG nazionali della presenza nel nostro territorio, anche se in mare, di 28 casi positivi. Non è una buona pubblicità sicuramente, non do colpa a nessuno, non do demerito a nessuno. Sicuramente però mi aspetto da chi è più titolato di me per rappresentare questa città e che si faccia avanti per porre fine a queste notizie negative che provengono dal nostro territorio. Questa mattina sono stato contattato anche da diversi esercizi commerciali della via Atenea che esprimono una grande preoccupazione. È noto che se i B&B ricevono ospiti è chiaro che l'economia della città migliora anche. Quindi la mia grande preoccupazione stamattina è un'attesa di interventi particolari a tutela della nostra immagine e quindi della nostra economia.